Martedì 23 ottobre 2012 è ricorso l'anniversario della rivoluzione ungherese del 1956. Per ricordare questo importante evento nella storia del popolo magiaro, il Consolato Generale Onorario d'Ungheria a Venezia, assieme all'Associazione Italo-Ungherese del Triveneto e al Centro Interuniversitario di Studi Ungheresi e sull'Europa centro-orientale, hanno organizzato la presentazione del libro La fine della Grande Ungheria, fra rivoluzione e reazione 1918-1920. Quest'opera è stata presentata presso il Teatro ai Frari di Venezia dal professor Roberto Ruspanti di Udine, il professor Gianluca Volpi, anch'egli del capoluogo friulano, ed il professore Alessandro Gallo dell'Università di Venezia. Nel video che segue, il professore Gianluca Volpi ci parlerà degli aspetti storici del convegno dedicato alla scomparsa della Grande Ungheria, avvenuta subito dopo la fine del primo conflitto mondiale, e dal quale è stato tratto questo libro. Tocca a me e non è un compito facile perché la storia è meglio così. Perfetto. La storia si intreccia molto con la cultura, rischia di essere poco poetica qualche volta, no? Perché mi ho reso conto dei drammi però, che l'umanità affronta, però ha qualche legame fondamentale con la psicanalisi, a mio avviso. Io condivido con il professor Cillari l'amore per la psicanalisi, anche perché penso che i psicanalisti e la loro scienza, definita scienza ebraica dai nazisti e scienza borghese dai bolscevichi, la loro scienza avrebbe trovato ampiamente terreno di analisi su quelle che sono un po' le sindromi dell'Europa centro-orientale, no? C'è anche le manie. Ecco, e una delle sindromi più forti è stata senz'altro quella del nazionalismo. Ecco, la fine della Grande Ungheria è anche spiegabile con le contraddizioni del nazionalismo, la sua inapplicabilità in un contesto etnico, linguistico, sociale, anche religioso variegato, no? Cioè, in fin dei conti, l'unico paese, facendo una riflessione posteriore, l'unico paese dove l'idea di nazione ha funzionato pienamente senza traumi è il paese che l'ha partorita, cioè la Francia. Ecco, perché in Francia nel 1789 non c'era nessuna minoranza nazionale e neppure nessuna minoranza religiosa, se mi permettete, considerando gli ebrei francesi, che potesse, volesse considerarsi aliena o non facente parte di un milieu culturale francese. Ma la trasposizione di questo principio, per quanto affascinante, no, dell'identità nazionale nell'Europa centro-orientale, ha provocato una serie di contraddizioni a non finire e soprattutto disastri a non finire. Ecco, che qui siamo stati testimoni anche negli ultimi tormentati anni del Novecento, cioè testimoni non tanto in Ungheria quanto nell'area balcanica, cioè la dissoluzione, l'implosione dell'ex Jugoslavia è stato l'ultimo capitolo, no, della febbre nazionalista dell'Europa, che non è ancora scomparsa, perché quelle che sono le contraddizioni che poi hanno dato origine anche allo scontro nazionale nei territori della Grande Ungheria, e poi alla dissoluzione della medesima Grande Ungheria, la nascita dell'Ungheria del Trianon e degli stati successori della monarchia asburgica, queste contraddizioni sono ancora sentite, sono ancora vive, pesano sulla coscienza collettiva di tutte le nazioni, le nazionalità che compongono il mosaico dell'Europa centro-orientale. Cioè, gli storici che si sono confrontati in questo volume li ritroverete puntualmente anche nella proiezione, cioè nel documentario che è stato realizzato in onore del colonnello Romanelli, che è una figura assolutamente centrale di osservatore, di attore italiano in un contesto altamente drammatico come quello degli ultimi scossoni della Prima Guerra Mondiale, le rivoluzioni, prima democratica, poi comunista ungherese, e le controrivoluzioni che sono seguite. Si è trattato degli anni
fra i più drammatici della prima fase del Novecento, anni in cui sembrava che il mondo dovesse cambiare radicalmente in meglio, e che invece dopo hanno mostrato tutte le loro problematiche, le loro incongruenze, riportando i problemi non risolti alla loro drammatica evidenza. No? Uno di questi problemi non risolti è stato senz'altro quello nazionale, no? Cioè la fine della Grande Ungheria avrebbe dovuto salutare, almeno nelle intenzioni delle potenze vincitrici dell'intesa, un'epoca di maggiore giustizia nazionale a mercé l'applicazione del principio tanto conclamato di autodeterminazione dei popoli, mentre invece non portò a nessuna soluzione concreta, anzi all'approfondimento di quelli che erano i contrasti. No? Certamente da quella che è la percezione ungherese della dissoluzione della Grande Ungheria, il fenomeno non si può che definire un trauma. E in questo discorso qui non c'entrano tanto i ruoli avuti dai paesi confinanti nell'approfittare dell'opportunità che veniva loro data dalle grandi potenze di letteralmente occupare porzioni sostanziali di territorio ex-ungherese dove c'erano minoranze nazionali che dal punto di vista etnico-linguistico sentivano di appartenere ad un altro contesto. Il problema non è tanto il ruolo di questi attori quanto quello delle grandi potenze e soprattutto la percezione che gli ungheresi hanno avuto di questo fenomeno, no? della fine di un contesto plurisecolare sul quale erano state costruite anche delle idee moderne. No? Il vero problema della Ungheria storica è il fatto di essersi trasformata in moderna nazione alla luce degli ideali di nazionalità che nell'Europa si sono irradiati nell'Ottocento, però in una cornice istituzionale che preesisteva da secoli e che non era né omogenea né all'inizio necessariamente mangiarocentrica, no? Ma andava costruita in questo senso. No? Quindi questo era un azzardo, il fatto di costruire una nazione a partire da questo sostrato era un azzardo politico che è stato giocato soprattutto nei 50 anni di esperienza della monarchia dualista, dal 1867 fino al 1918, e che come azzardo, come tutti gli azzardi politici, poteva avere una continuità soltanto in caso di preservazione della pace. Mettere in gioco l'esistenza della Grande Ungheria attraverso la guerra, soprattutto una guerra mondiale, voleva dire imboccare una strada che poteva avere, in caso di sconfitta, un'unica soluzione, cioè quella dello smembramento. E di questo si è visto il risultato effettivamente alla fine catastrofica della Prima Guerra Mondiale. Non di meno, e questo va detto, le grandi potenze mai avevano realizzato nella storia d'Europa una pace come quella del Trianon, un trattato di pace come quello del Trianon, che era altamente punitivo nei confronti dei magiari, perché i magiari avevano le loro responsabilità nei confronti dei popoli della Grande Ungheria, avevano le loro responsabilità che, se vogliamo, possiamo considerare anche connaturate allo spirito dei tempi. No? Uno fa facilmente riferimento oggigiorno al diritto di autodeterminazione dicendo i magiari della seconda metà dell'Ottocento, orgogliosi delle loro realizzazioni nazionali, non si curarono di dare alle altre nazionalità del Regno d'Ungheria le stesse opportunità. E questa è una considerazione tanto esatta quanto facile. Il problema è che all'epoca nessun potere statale che avesse nelle mani il bastone del comando era disposto a cedere la sua sovranità a gruppi nazionali diversi dal proprio. Provate a pensare all'impero russo o all'Inghilterra vittoriana, che agli scozzesi, ai gallesi, agli irlandesi non dava nessun riconoscimento politico nazionale, no? Ma preferiva negare il discorso in un concetto più generale di Gran Bretagna o di Inghilterra tout court, no? Quindi una cultura del riconoscimento politico e soprattutto federale di gruppi nazionali non facenti parte di quello che diceva noi siamo un gruppo formante la nazione non esisteva. E non esisterà neanche dopo la Prima Guerra Mondiale se si pensa al trattamento che ha riservato l'Italia ai suoi nuovi sudditi, gli altoatesini, gli sloveni, i croati della Venezia Giulia. No? Ecco, quindi maturità politica in questo senso non c'era. Non di meno le grandi potenze scelsero di penalizzare grandemente l'Ungheria uscita dalla Prima Guerra Mondiale, di penalizzarla forse in misura maggiore di quanto non fecero con la Germania e con la stessa Austria. Cioè che, a fin dei conti, erano le responsabili del conflitto in primis, no? Le
maggiore del conflitto. Per quanto riguarda l'Austria e l'Ungheria il discorso sarebbe lungo in questo senso. Quindi in questo volume il tentativo non era tanto quello, anche da parte storica, cioè di voler dare una spiegazione definitiva del perché e del come si fosse giunti allo smembramento della Grande Ungheria. Il tema sta venendo rivisitato e sta venendo rivisitato con tutte le armi della storiografia professionale. Perché? Perché fino alla caduta del muro di Berlino, per così dire, il problema era rimasto congelato, cioè avevamo una visione occidentale del problema e avevamo dei luoghi comuni che anche l'Ungheria portava avanti e degli argomenti che nella storiografia ungherese era preferibile trattare rispetto al problema del Trianon. Uno di questi argomenti preferiti che noi abbiamo voluto inserire prima nel convegno e poi nel libro era il discorso rivoluzione e reazione, perché sono cose inscindibili all'interno del dramma della fine della Prima Guerra Mondiale e della fine medesima del complesso multinazionale plurilinguistico della Grande Ungheria, no? Cioè rivoluzione e reazione, perché quello che ci sembrava il problema cardine, che è stato anche toccato e che costituisce parte dell'esperienza di lavoro, di ricerca storiografica di storici come Francesco Guida dell'Università di Roma 3, che è il presidente del CISVECO attualmente, e di Maria Ormos, che fosse la decana della storiografia ungherese, potremmo dire dell'epoca cadariana, ma non solo, poi vi spiegherò anche perché. E il nucleo delle loro ricerche è quello di stabilire il nesso tra quelle che sono le catastrofi provocate dal conflitto e quelle che erano le opportunità che invece un paese sconfitto cercava di ottenere sulla base delle promesse che erano state fatte in Europa all'epoca, soprattutto seguendo la logica dei 14 punti wilsoniani. In questo senso dare importanza anche in un volume di saggi pluridisciplinari all'esperienza di Károlyi, del governo Károlyi, no? Di questo conte che forse è uno dei pochi personaggi ungheresi che sia stato capace di fare quello che i tedeschi chiamano la Wandlung, cioè il passaggio all'opposto della propria formazione giovanile, delle proprie convinzioni più intime, nell'interesse di qualcosa di più generale. La figura di questo conte e poi l'esperienza del comunismo che l'ha seguita sono cruciali perché sono il paradigma di un'occasione perduta, che è perduta non solo dall'Ungheria, che non aveva altra strada, ma soprattutto dall'Europa. Perché se, e i se chiaramente non vogliono fare storia, ma sono soltanto dei vezzi intellettuali con cui possiamo porre un problema sul tavolo e poi andarlo a sviscerare, se l'Europa avesse accordato a Károlyi una certa attenzione, invece di considerarlo solamente un parvenu della politica e un personaggio che cercava di turare delle falle in un complesso che stava per naufragare, forse il destino stesso dell'Ungheria, del bacino danubiano-carpatico, sarebbe potuto essere diverso. Perché? Perché pur senza negare il diritto di autodeterminazione ai vincitori, ai cecoslovacchi, ai romeni, agli jugoslavi, si sarebbe potuto comunque arrivare a una divisione etnica più equa, quella che poi gli inglesi riconobbero sarebbe stata opportuna, in modo da ridurre il danno. Cioè, sì, la Grande Ungheria destinata a scomparire, ma in modo meno traumatico, meno violento, meno anti-ungherese, anti-magiare di quello che venne poi fatto con il Trattato di Trianon, soprattutto con la costruzione attorno all'Ungheria dell'anello di ferro della piccola intesa, l'alleanza militare tra la Romania, la Cecoslovacchia e la Jugoslavia, che doveva serrare proprio l'Ungheria in un anello, impedendole il revanchismo, cioè il ritorno a posizioni di guerra, di contestazione armata del Trattato di Trianon. No? Quindi l'idea stessa che le nazioni sconfitte dovessero essere circondate, protette, guardate a vista militarmente, indica il fatto che le potenze di intesa sapevano benissimo di commettere un'ingiustizia politica a livello internazionale. Ma valse anche la legge del taglione, la legge della vendetta, anche perché questa legge aveva le sue radici in quello che era stato il comportamento delle potenze centrali durante la guerra mondiale, in particolare nei rapporti tra Ungheria e Romania. Pasquale Fornaro aveva dedicato parecchi saggi nel corso della sua esperienza di storico al problema dell'occupazione romena di Bucarest e di Budapest, no? Dopo la caduta del governo di Bela Kun, no? Sottolineando come questa
occupazione fosse stata particolarmente dura nei confronti degli ungheresi. Noi storici ci confrontiamo molto su questo tipo di temi perché ci piace anche andare a cercare le radici di questo, no? Il professor Fornaro ha sempre sottolineato un dato di fatto, no? E io invece sono andato a sottolineare degli altri nel momento in cui mi rendo conto, per mia ricerca, per le ricerche che faccio io, no? Di quale fosse stata l'occupazione austro-tedesca di Bucarest. Se uno non si rende conto del prima e del dopo, non riesce a capire il come, no? I progetti che soprattutto la Germania e di coda, di conserva l'Austro-Ungheria avevano avuto nei confronti della Romania, che aveva tradito l'alleanza, un po' come l'Italia, ed era entrata in guerra contro gli imperi centrali, erano progetti di riduzione a stato vassallo. Ecco, naturalmente i vincitori, una volta entrati in territorio ungherese, fecero quello che gli ungheresi e austriaci hanno fatto sul loro territorio. Lo stesso vale per i serbi, che occuparono contro ogni regola internazionale, contro ogni accordo internazionale, il territorio minerario nei dintorni di Pécs, nell'Ungheria meridionale, ben più a lungo di quanto le condizioni di armistizio e poi il trattato di pace prevedesse, ma lo fecero semplicemente perché volevano togliere il carbone agli ungheresi nel duro inverno del 1920-21 per vendicarsi di tutte quelle razzie che erano state fatte dall'occupazione austro-tedesca nei Balcani. Alla radice di tutto questo, e mi preme sottolinearlo perché noi abbiamo messo dell'impegno per far vedere questo tipo di problema da diverse angolazioni, è il fatto di come la storia non cominci mai dall'episodio che noi vogliamo citare come offensivo nei confronti di una determinata nazionalità o determinato Stato, no? La storia ha sempre delle radici lunghe ed è fatta di continuità e di cambiamenti, no? E effettivamente c'era in Ungheria chi sapeva benissimo come sarebbe andata a sé. Ecco, cito in proposito qualcosa che nel libro non è apparso perché allora lo stato delle ricerche del nostro gruppo di studio del CISUECO non era arrivato a questo punto, ma le memorie di un personaggio che fu importante perché fu anche ambasciatore poi durante il ventennio fascista a Roma, ambasciatore dal 1927 al 1932, no? Gli anni cruciali in cui osservò l'Italia di Mussolini da vicino. Questo personaggio era Andras Hori, transilvano, il quale ebbe una singolare esperienza, uno dei pochi ungheresi a vedere la Romania da vicino, prima della Prima Guerra Mondiale e dopo, prima in qualità di esperto del Ministero dell'Agricoltura, mandato a, per così dire, studiare le opportunità di contatto fra ungheresi e romeni e vedere un po' cosa si potesse fare per migliorare le relazioni commerciali. Poi fu di nuovo in Romania durante la guerra e vide l'occupazione tedesca e si rese conto di cosa voleva dire essere alleati dei tedeschi e di come i tedeschi usassero trattare un'alleanza, cosa che avrebbe fatto bene capire anche Mussolini, tratto per inciso. E terza cosa fu a Bucarest, nel periodo forse più cruciale della sua esperienza, quello in cui bisognava ricostruire le relazioni diplomatiche tra i due paesi dopo la Prima Guerra Mondiale, dopo il Trianon. E Hori, osservando la Romania d'anteguerra, diceva sostanzialmente è difficile che questo paese possa essere per sempre legato al carro dell'Austro-Ungheria, tenendo conto di quelle che sono le condizioni, lo sviluppo del principio di nazionalità, cioè la Romania è lacerata fra un partito di corte che tiene fede all'alleanza con gli imperi centrali e invece un'opinione pubblica che è filo francese e che è irredentista, quindi guarda ai romeni di Transilvania con legittime aspirazioni dal punto di vista nazionale, ovviamente. È una situazione abbastanza simile a quella degli irredentisti italiani, no? A Trieste e a Venezia Giulia. No? Quindi già ci si rendeva conto di come il mettere in gioco la pace europea con effettivamente giochi d'azzardo pericolosi, bellici, poteva rimettere in discussione completamente tutti quelli che erano gli assetti faticosamente costruiti in precedenza. No? Quindi la carta della guerra fu giocata, il risultato lo conosciamo. No? Un'altra cosa purtroppo manca in questo volume, che pure di per sé è frutto eccellente di una rinascita del CISUECO, dopo le determinate vicissitudini accademiche e non, è il fatto che manca purtroppo, e questo non si può ovviare naturalmente a breve termine, manca un'analisi storica
dell'esperienza degli ebrei in Ungheria. È stata toccata dal punto di vista letterario, ma manca dal punto di vista storico, perché oggigiorno si comincia a ripensare anche al problema della cosiddetta assimilazione degli ebrei in Ungheria, no? Perché fino a questo momento sembrava che nel contesto delle nazionalità della grande Ungheria gli ebrei non costituissero un problema, perché la loro spinta naturale era verso l'assimilazione, no? Cioè sostegno della causa nazionale degli ungheresi, cioè maggiarizzarsi per sostenere la causa della maggiarizzazione di tutto il regno d'Ungheria. Oggigiorno gli storici ebrei e non ebrei d'Ungheria sono di opinione opposta, sono tutta una serie di studi che sono cominciati dal 2001, si può dire, che portano l'analisi sul meccanismo con cui lo Stato ungherese tra il 1867 e il 1918 abbia portato avanti il discorso della nazionalizzazione delle masse e della modernizzazione soprattutto del paese. E c'è stato qualche storico molto intelligente come Ger Andrasch, il quale ha detto semplicemente, analizzando la lettera delle leggi di emancipazione degli ebrei, che il vero problema consiste nell'affidare tanto la modernizzazione quanto la tolleranza nei confronti di gruppi nazionali non maggiori alla lettera della legge che viene dallo Stato. Perché questo sarebbe un problema? Perché spiegherebbe poi il brusco voltafaccia della cultura, della politica ungherese per poter no, e spiegherebbe anche la svolta antisemita del paese. Se non si capisce che l'emancipazione degli ebrei veniva da un progetto liberale dall'alto e non dal basso, non si capisce nemmeno perché una volta finito il regime liberale, una volta caduta nella grande Ungheria e subentrato l'ammiraglio Horthy, l'antisemitismo sia diventato un arcanum imperio della nuova Ungheria, perché la stessa matrice che aveva prodotto le leggi a favore degli ebrei poteva essere in grado di produrre le leggi contro gli ebrei. Allora un'assimilazione che non veniva dal profondo della società ungherese, ma veniva da pochi spiriti dominati, era destinata a per dire, mostrare la corda nel momento in cui il destino della nazione venisse automaticamente messo in pericolo e dalla guerra e dalla sconfitta medesima della guerra, no? E questo purtroppo all'epoca non lo potevamo contemplare sui nostri studi, ma è un argomento che sicuramente troverà spazio successivamente. Ecco, una delle ultime cose che dovrei citare qui è il fatto che il pregio fondamentale, anche senza parlare esclusivamente di storia, di questo volume è dato dall'interdisciplinarietà. No? Cioè, il Cisueto si propone essenzialmente di unire quelli che sono gli sforzi degli studiosi delle più varie discipline nella convinzione che una monografia esclusivamente storica sia indubbiamente una bella cosa, una letteraria una altrettanto bella cosa, ma perché a volte c'è anche la necessità di costruire un lavoro d'assieme, perché l'intersezione tra storia, cultura, filosofia, geografia e letteratura può spiegare un fenomeno così drammatico che ha cambiato la storia dell'Europa centro-orientale in modo molto più completo e soddisfacente che non soltanto da prospettiva monodisciplinare. E con questo chiudo. Grazie dell'attenzione.